Non ritiro l'ordinanza del Veneto, questa vale per tutto il territorio e sopra quella del governo per incontingenti motivi sanitari. Da domani supermercati chiusi, così Luca Zaia. Ho detto no all'attracco della Costa Victoria a Venezia per motivi di emergenza salute, troppe quelle 1400 persone a bordo, così sempre Zaia che blocca l'arrivo della nave da crociera. OSS e infermieri di alcuni reparti del Covid-19 di Dolo hanno lanciato una raccolta fondi via social, aiutiamo la medicina, in pochissime ore raggiunto l'obiettivo. È polemica sulla risposta del Comune di Venezia all'emergenza coronavirus. Per la capogruppo del PD Sambo, il sindaco è sparito abbandonando la città a se stessa. In zona stazione a Mestre lo spaccio continua anche durante le prescrizioni anti-coronavirus. A denunciarlo i residenti esasperati hanno chiamato per la denuncia in redazione. I volontari dell'associazione Hauser del Lido di Venezia continuano a portare a casa la spesa a chi ne ha bisogno, persone anziane e non autosufficienti. Pochi minuti prima della consueta conferenza stampa con Zaia, Marghera fra i palazzi si è iniziato a sentire l'inno di Mameli e fuori dalle finestre a sventolare il tricolore. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est per l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Inevitabilmente in apertura i dati aggiornati del contagio in Veneto. Siamo arrivati a quota 4.809 casi, più 192 rispetto a questa mattina alle 7.30. Così l'ultimo bollettino ufficiale diramato pochi minuti fa dalla Regione del Veneto. A Venezia i casi totali sono 685 più 19 rispetto al report di questa mattina. I soggetti che si trovano in isolamento domiciliare sono 3.120. In tutto il Veneto in poco meno di 12 ore si sono registrati 18 decessi di persone Covid positive, 2 di queste all'ospedale di Jesolo. Questa è la situazione mentre si stanno riempiendo le terapie intensive, perché il dato aumenta, siamo a 257 posti letto. Questa quindi la situazione con il governatore Zaia, che ha ribadito la linea dura intrapresa ieri, ma sentiamo le parole dello stesso Zaia. Non ritiro l'ordinanza del Veneto, per me resta valida fino al 3 aprile, a meno che non accada che il 25 di marzo il governo, che dovrà reiterare un nuovo DPCM, non la faccia, come si può dire, diventare inutile, perché adotta delle misure ancora più restrittive. Nessuna marcia indietro del governatore Zaia dopo quello che chiama il fuori programma di ieri sera con l'ordinanza del ministro Speranza. Per le attività all'aria aperta devo dire che è assolutamente in linea con quella nostra. Ovvio che la nostra ha molto di più. Restano dunque valide fino al 3 aprile le disposizioni firmate ieri dal Presidente del Veneto, dalle passeggiate entro i 200 metri da casa ai supermercati chiusi la domenica. Se vanno in negozio, in generale abbiamo scritto nella nostra ordinanza una persona per famiglia e non andarci 8 volte al giorno. Stiamo anche studiando un sistema per evitare che ci siano in continuazione via vai per approfittare di andare in giro per i paesi o per le città. Trovare un sistema che non sia coercitivo, ma che permetta alle casse di capire se uno ci è andato 10 volte al giorno o ci è andato una volta sola, perché ad esempio anche dei farmacisti ci dicono la stessa cosa, hanno dei pensionati che vanno in continuazione, prendono l'aspirina, poi tornano, prendono il gel, un'altra roba. Zaia ribatte anche a chi teme che con la chiusura domenicale si formino code fuori dai market. Ci sono sempre state le file, anche la scorsa settimana quando era aperto la domenica. Per quanto riguarda le ordinanze firmate dai sindaci veneti, si parte dall'ordinanza regionale, che deve essere rispettata. Tutto quello che c'è di più restrittivo vale. Il Presidente ringrazia i veneti perché dice: se c'è qualche dato positivo lo dobbiamo al loro senso di responsabilità e al rispetto delle regole. Ma Zaia chiede al governo un'ulteriore stretta. Il nodo vero ora è quello delle aziende. La CNA del Veneto fa sapere che il 24,8% delle imprese ha già abbassato autonomamente le serrande. Secondo Zaia sarebbe auspicabile arrivare ad una chiusura ragionata delle fabbriche. A livello nazionale va riaperto il tavolo, vanno riconvocati. Io, se fossi al posto del governo, riconvocherei le parti
per vedere se si trova un'intesa. Abbiamo ricevuto istanze di imprenditori, spiega Zaia, che se avessero la certezza di una copertura giuridica per non pagare una penale al pubblico o al privato sarebbero disposti a chiudere i propri cantieri, sia per le difficoltà nel rispettare fino in fondo le misure, sia perché nei cantieri ci si fa anche male. In questo contesto siamo in grado di garantire la terapia intensiva, magari uno che cade dalle impalcature piuttosto che si fa male gravemente. E quindi dicono sarebbe bene, prudente, ad esempio, sospendere i cantieri. Il 25 marzo, quando scadranno le misure prese dal governo, ormai è alle porte. Evitiamo di arrivare il 25 notte alle ore 24 con un testo che non c'è neanche il tempo di vederlo. Il mio auspicio è sempre che si facciano provvedimenti unici in maniera tale che si possa alla fine avere un DPCM che sia assolutamente negoziato con le regioni. E lo stesso Zaia ha preso posizione, una posizione contro l'attracco della nave da crociera Costa Victoria previsto per la prossima settimana in laguna. Il tema della Costa Victoria, di questa nave che sta navigando da 14 giorni, sembra con molte persone malate, noi abbiamo dato la nostra totale indisponibilità all'attracco a Venezia. Punto. Dunque non attraccheranno a Venezia i 1400 della Costa Victoria. L'arrivo dei croceristi, per lo più di nazionalità australiana, e dell'equipaggio previsto per i prossimi giorni, orientativamente verso la fine della prossima settimana. Ma il numero 1 della Regione Veneto è chiaro, il suo no è di quelli categorici. Di seguito spiegate le motivazioni. Ma non perché siamo dei lazzaroni e non sappiamo che cos'è la solidarietà. Ho detto semplicemente perché noi, sapendo che a bordo ci sono 1400 persone, non sappiamo quanti possono essere eventualmente contagiati, che abbiano bisogno anche di cure serie, non siamo nelle condizioni di poter far sbarcare tutte queste persone e garantire a loro in maniera seria la sanità, perché siamo in emergenza. Luca Zaia della questione ne aveva parlato in mattinata in videoconferenza con il capo della Protezione Civile e il supercommissario per l'emergenza coronavirus. Anche questa mattina con gli assessori che sono qui, l'assessore Lanzarin e l'assessore Bottaccin, abbiamo fatto prima la videoconferenza con Borrelli, quindi con Arcuri, con il comitato di crisi. La nave, partita 2 mesi fa dall'India e ieri nei pressi delle coste turche, aveva chiesto di arrivare a Venezia alla Marittima tra una settimana appunto. Vero è che dal racconto di alcuni passeggeri sembra che a bordo ci siano molte persone con tosse e pesante raffreddore. E se da una parte tra gli stessi diversi chiedono di non voler attraccare in laguna, a bordo non sarebbero stati distribuiti dispositivi di protezione personale e la gente, a spettacoli sospesi, si accalcherebbe di continuo nei ristoranti. Insomma, la paura naviga nella duplice direzione di pensiero. E quindi si sappia che stiamo seguendo anche questa vicenda, la seguiamo da vicino. E che l'emergenza sanitaria sia drammatica lo dimostra la storia che arriva dall'ospedale Covid-19 di Dolo, dove OSS e infermieri di alcuni reparti hanno lanciato una raccolta fondi via social che in poche ore ha raggiunto l'obiettivo. Ecco la protezione usata anche dal personale sanitario del Covid-19 a Dolo. Tecnicamente si chiama DPI, acronimo che sta per Dispositivo di Protezione Individuale. Consta di camici idrorepellenti, mascherine, occhiali, guanti, ghette, eccetera. Lo scopo? Proteggere il personale dai rischi, in questo caso derivanti dalle emergenze in corso. Ora accade che in poche ore da reparto medicina, partita da infermieri e operatori sociosanitari, via social una raccolta fondi per acquistare e quindi donare il materiale in questione allo stesso personale. In sole 9 ore raccolti più di 8.000 euro. Come mai? Perché si legge nel link la protezione idonea della gente che si occupa e cura i nostri cari malati è importante e da qui il resto, le scorte si stanno esaurendo, dicono dai reparti interessati. La conta dei frutti girata in conferenza stampa direttamente al governatore Zaia, visto che il link in questione riporta un titolo più che eloquente: aiutiamo la medicina di Dolo, c'è scritto. Siccome abbiamo fatto una videoconferenza e queste robe non le abbiamo sentite, poi ve lo mettiamo in viva voce. Puoi sentire nel giro di 2 minuti il primario del pronto soccorso? Grazie. Governatore Zaia che a sua volta ha subito contattato il direttore generale della ULSS 3 Serenissima, Luigi Dalben. Ecco la risposta. Abbiamo sentito sia il primario del pronto soccorso sia il primario della medicina che
ok? Ed è polemica sulla risposta del Comune di Venezia all'emergenza coronavirus per la capogruppo del PD Sambo. Il sindaco è sparito abbandonando la città a se stessa. Siamo assolutamente contrari alle dichiarazioni del sindaco che in questi giorni accusa il governo di aver abbandonato il Comune di Venezia. In realtà è proprio il sindaco ad aver abbandonato i suoi cittadini con una comunicazione scorretta. Da un lato abbiamo visto purtroppo i video nei quali lo stesso sbeffeggia sorride rispetto all'emergenza, ma dall'altro soprattutto mancano delle indicazioni chiare e certe per i comportamenti che i cittadini devono ottenere. Nessuno ha abbandonato il Comune di Venezia, è Brugnaro che sta abbandonando i veneziani. È durissimo il commento della capogruppo del Partito Democratico Monica Sambo sulla risposta del primo cittadino all'emergenza coronavirus. Ad oggi, afferma, il sindaco non ha compiuto alcuna scelta amministrativa. Poca chiarezza ad esempio sul mantenimento dell'attività di assistenza domiciliare. Il PD invece chiede l'istituzione di un servizio di consegna della spesa a domicilio per i più anziani. E per fortuna la Protezione Civile, alla quale va il nostro più grande ringraziamento, sta intervenendo insieme anche alle associazioni del territorio, ma è evidente che c'è bisogno di una comunicazione chiara anche per evitare possibili truffe che purtroppo si sono già verificate a danno dei più fragili. In questo senso chiediamo l'istituzione anche di un numero per l'emergenza in modo tale che le persone possano informarsi direttamente dal Comune di Venezia. Secondo la capogruppo PD, di fronte all'allerta sanitaria non c'è stato alcun coordinamento sui servizi del comune, nessuna indicazione per giorni. E a differenza di quanto accaduto in altre città, a Venezia non c'è stato alcun confronto con le altre forze politiche. Non più di una settimana fa il sindaco dichiarava, ritardando l'applicazione dello smart working, che i dipendenti comunali dovevano recarsi in sede, altrimenti non erano adatti a lavorare nel pubblico. E sul versante trasporti, conclude sempre Monica Sambo, ha lasciato che AVM decidesse autonomamente sul taglio delle corse. Che sono inaccettabili i tagli operati da CTV per le corse che trasportano i lavoratori, a partire da tutti gli operatori, quindi tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori della sanità, ma anche di tutti i servizi pubblici essenziali, pensiamo a Veritas, ma pensiamo anche ai commessi degli alimentari. A questi lavoratori ovviamente va il nostro grande ringraziamento, ma il Comune deve fare la sua parte e deve garantire il rispetto delle normative e quindi il rispetto delle distanze anche all'interno dei mezzi. E proseguono senza sosta i controlli per verificare gli spostamenti dei veneziani a Venezia Centro, in particolare sull'isola della Giudecca, Canareggio, Castello e Sant'Elena. I carabinieri continuano a denunciare dei cittadini lontani dalle loro abitazioni senza un giustificato motivo. 2 persone sono state denunciate anche dal nucleo natanti. Nell'entroterra i controlli si sono concentrati a Favaro Veneto, Martellago, Mestre, Mira e Salzano, anche qui con diverse denunce. A Mirano, nei pressi di un supermercato, 2 stranieri pregiudicati sono stati deferiti anche per rapina impropria. Controlli e denunce anche nel Veneto orientale, in particolare a San Donà di Piave, Cavallino, Portogruaro e anche a Chioggia. E a proposito di controlli, l'emergenza coronavirus non ferma lo spaccio in zona Mestre Marghera. Mentre la maggior parte delle persone rimane in casa, c'è chi non ha cambiato le sue abitudini. Lo segnalano alcuni residenti della zona stazione di Mestre. Via Cappuccina, Viale Stazione, Via Camarcello, Via Rampa Cavalcavia si confermano anche nel pieno dell'emergenza coronavirus luoghi dalle dubbie frequentazioni, nonostante il divieto in vigore oramai da giorni per evitare il rischio contagio. Come testimoniano le fotografie scattate da una nostra telespettatrice che preferisce rimanere anonima e denuncia un'attività di spaccio rimasta pressoché invariata. Quando passa la polizia per vedere se sono tutti in casa, loro ridendo e scherzando gridano tutti a casa, tutti a casa, tutti a casa, e poi si nascondono. Quella della stazione ferroviaria è una zona di Mestre in cui le forze dell'ordine sono intervenute parecchie volte, anche in maniera pesante, ma che evidentemente si conferma ancora una volta come uno dei talloni d'Achille cittadini sul fronte della sicurezza, generando più di un timore, soprattutto nelle persone più anziane o che comunque si sentono più fragili. Ci troviamo davanti un po' di gruppi di stranieri, tipo zingari o tipo persone straniere che o bevono o fanno i loro bisogni dove noi dovremmo portare il cane,
oppure sfruttano le persone, a cominciare dalla polizia che passa, loro si nascondono, poi escono a ridere e dire queste cose. È una zona brutta perché non abbiamo persone che magari si mettono a fare il vigilante, non è possibile qui in Italia, e quindi questo io voglio dire, perché loro non possono rispettare, noi abbiamo tutti i divieti. E ci sono anche delle buone notizie perché sono state consegnate dalla Protezione Civile di Padova alle amministrazioni provinciali del Veneto le ormai famose mascherine presentate qualche giorno fa dal governatore Zaia. Entro le prossime ore saranno 1 milione. Intanto la città di Suzhou dona, la città cinese, dona a Venezia altre 20.000 mascherine. Come promesso sono state consegnate questa mattina dalla Protezione Civile di Padova le prime 570.000 mascherine protettive non ospedaliere donate da Grafiche Venete al Veneto. Altre consegne ci saranno nei prossimi giorni. Si lavorerà anche domani per portarne a destinazione altre 400.000. Questo primo quantitativo è stato distribuito ai comuni in proporzione al numero di abitanti. Padova, e sono cifre arrotondate per difetto, ne ha ricevute 103.000, Treviso circa 99.000, Venezia 95.000, Verona 101.000 e Vicenza 96.000. Infine Rovigo e Belluno, rispettivamente 27.000 e 25.000. A Venezia intanto un bel gesto di solidarietà ed amicizia. La città di Suzhou ha voluto donare a Venezia 20.000 mascherine, ritirate a Milano a nome del sindaco e dell'assessore comunale all'urbanistica Massimiliano De Martin. Siamo in viaggio verso Milano, aeroporto di Malpensa. È arrivato l'aereo diretto da Shanghai con il carico di mascherine gentilmente donate dalla città gemellata di Venezia, città di Suzhou. Questo è frutto di un grande lavoro fatto anche in questi anni dall'amministrazione Brugnaro nei confronti della città amica di Suzhou, ma soprattutto con le relazioni internazionali. L'assessore rivolge un sentito elogio alla Protezione Civile veneziana. Vorrei ringraziare in questa occasione anche tutti i volontari della Protezione Civile del Comune di Venezia, che si adoperano quotidianamente e sono nel nostro territorio ben distribuiti e presenti, ma soprattutto perché dimostrano sempre una forte attenzione e sensibilità in queste situazioni. E sono giornate contrassegnate anche da una grande solidarietà, come dimostra la coraggiosa presa di posizione dei volontari dell'Auser, del Lido di Venezia, che continueranno a portare a casa la spesa per anziani e non autosufficienti. In ottemperanza ai decreti governativi per evitare gli affollamenti nel supermercato e non mettere a rischio la salute dei volontari stessi, la direzione della Coop di Bologna aveva imposto il blocco della consegna della spesa a domicilio per gli utenti, persone anziane e non autosufficienti, che non riescono a muoversi di casa. Un servizio che al Lido di Venezia viene assicurato da 25 anni, una decisione che ai volontari dell'Associazione Auser del Lido di Venezia è sembrata una doccia gelata. Non si può voltare le spalle proprio ora a chi ha bisogno, il pensiero di molti iscritti del circolo, che così hanno deciso di continuare autonomamente. Noi da 25 anni svolgiamo questo servizio con una convenzione stipulata con l'assessorato alle politiche sociali del Comune e la Coop 3.0 e naturalmente il circolo Auser del Lido. Il mercoledì provvediamo alla compilazione delle spese da parte degli utenti, mentre al giovedì e al venerdì provvediamo alla consegna e naturalmente il servizio è gratuito, però loro pagheranno il conto nel momento in cui hanno verificato che la spesa è corretta. La Coop ha bloccato il servizio ma non aveva fatto i conti con il grande cuore di questi volontari che per tutta risposta hanno deciso di organizzarsi autonomamente, rinunciando anche a una corsia preferenziale che soprattutto in un periodo difficile come questo avrebbe agevolato il loro compito di consegna. Tutto viene passato, filtrato dai servizi sociali del Comune, perché loro verificano se l'utente ha veramente bisogno di questo. Naturalmente noi abbiamo provveduto a tutte le precauzioni del caso, con i guanti, mascherine.
Un ringraziamento va appunto ai volontari. Abbiamo molti volontari che sono ex dipendenti dell'ospedale al mare e professionisti, perché lavoravano come strumentisti in sala operatoria, perciò sono persone volontari ma competenti. Naturalmente i nostri eroi di questo servizio sono i volontari, perché senza di loro non si potrebbero fare queste cose. E pochi minuti prima della conferenza stampa del presidente Zaia, di cui vi abbiamo dato conto in apertura del telegiornale, a Marghera è successo qualcosa di davvero particolare ed emozionante. Un silenzio surreale poco prima del punto stampa con il governatore Zaia e i cittadini hanno voluto far sentire la loro vicinanza a tutti gli italiani. Un abbraccio virtuale a chi sta combattendo contro questo virus maledetto. La nostra giornalista Anna Maria Parisi ha colto questo momento colmo di emozione e di speranza. Gente fuori dai terrazzi che applaude con il tricolore che sventola, e in alcune abitazioni c'è anche il gonfalone veneto. Sul terrazzo, sulle finestre degli appartamenti, intanto sventolava il tricolore e la bandiera col leone di San Marco. Nessuna parola, solo il silenzio, in segno di rispetto, pensando a chi sta lottando, a chi sta sacrificando tutto per aiutare i pazienti, al personale sanitario, ma anche a chi si sta dando da fare per affrontare questa emergenza. L'inno di Mameli finisce, poi l'applauso, ma ricomincia questa battaglia che tutti insieme possiamo vincere. E c'è un'altra bella iniziativa, quella della benemerita Società Duri i Banchi di Venezia, che ha aperto una sottoscrizione per implementare la strumentazione nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale civile. Nel momento di difficoltà in cui la città soffre, l'ultracentenaria Società Veneziana Duri i Banchi risponde presente e corre in aiuto a Venezia e al suo principale ospedale del centro storico dei Santi Giovanni e Paolo. Il direttivo raccoglie così l'appello lanciato proprio oggi dal governatore del Veneto Luca Zaia. Il presidente del sodalizio, Renato Bonaso, sentiti al telefono il socio numero 1 Luigi Danesin e l'intero consiglio direttivo, ha deciso che non c'è tempo da perdere e ha lanciato una sottoscrizione con l'obiettivo di sostenere il reparto di terapia intensiva nella lotta al Covid-19. Sono giorni che penso seriamente a questo momento è difficile per tutti. E abbiamo deciso come società di fare una sottoscrizione per aiutare l'UR 3 Serenissima della città di Venezia. La sottoscrizione parte da subito. Fondata nel 1903, il sodalizio ha visto passare dall'alto della sua straordinaria età di 117 anni di attività 2 guerre mondiali, ma anche questa è una situazione drammatica, con pochi precedenti. Verrà superata sempre con il motto Duri i Banchi e l'impegno espresso nello statuto sociale di amare, beneficare e divertirsi. Per dare questo segnale di speranza anche alla città. Ringrazio Antena 3 per aver offerto questa possibilità di raccontare questa cosa, questa piccola cosa a tutti i cittadini. Grazie. Duri i Banchi. E terminata questa emergenza verrà lanciata una campagna rivolta ai giovani con iniziative concrete per combattere il bullismo nelle nostre scuole. Domani vi ricordo la Santa Messa alle 9:30 dalla cripta del Duomo di Treviso, officiata da Monsignor Tommasi, e alle 11 un altro appuntamento, questa volta dalla Chiesa dei Santi Geremia e Lucia di Venezia, officiata dal Patriarca Francesco Moraglia. Questo quindi il doppio appuntamento domani sulla nostra emittente. È tutto da Venezia e provincia, adesso per noi ci sono le previsioni del tempo. Buon proseguimento di serata.
Bentrovati al meteo. Domenica 22 marzo avvertiremo i primi refoli freddi portati da un'irruzione di aria gelida dalla Russia che si farà particolarmente sentire a inizio settimana. Vediamo la previsione nel dettaglio. Sul Veneto condizioni di tempo in prevalenza asciutto e stabile, il cielo vedete si presenterà molto nuvoloso e coperto, però al pomeriggio non si escludono anche dei rovesci, specie sui settori montuosi. Temperature in lieve calo, minime tra -2 e 4 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 9 e i 14 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il cielo sarà grigio e nuvoloso ma senza piogge. Al pomeriggio poi non si esclude invece qualche parentesi maggiormente soleggiata. Temperature minime tra -1 e 1 grado, massime invece comprese tra 10 e 13. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui il cielo sarà coperto con qualche occasionale piovasco a carattere sparso. Temperature minime tra 2 e 3 gradi, massime sui 15 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.